Un'impresa artigiana, 70 lavoratori, 100 anni di storia, una grande famiglia con lo spettro del fallimento. Ma per la Stradiotto, imbottiture di Rossano Veneto, è arrivata la svolta. Salvi i dipendenti e ditta pronta a investimenti. Entrano nuovi soci. Siamo riusciti a ripartire e quindi a salvare un'azienda che aveva una storia che ha ancora 70 persone alla dipendenza, che possono guardare con più ottimismo, la certezza è una cosa strana, ma con più ottimismo un futuro. La mediazione politica in questo caso è servita a mettere in contatto i soggetti protagonisti di questa vicenda. Soprattutto una persona, nel nome che si chiama come me fra l'altro Giorgio Santini, ha partecipato fattivamente alla possibilità di ricostruire un futuro per questa azienda. Ora si riparte con entusiasmo e nuova linfa. La tecnologia ce l'abbiamo anche noi, il prodotto è un prodotto di alto livello, a livello industriale, e con capacità di esportazione che stavamo perdendo, ma che sta riprendendo grazie a questo, quindi un lavoro importante anche per l'esportazione.